donargli il catalogo di questa piccola manifestazione che fa da anteprima al prossimo anno, che facciamo 20 anni di Arte in Fiera. Era venuto, mi pare che è venuto nel 2008-2009, 2 o 3 volte sì, ci siamo incrociati infatti, e ci ha fatto questo gran bel favore. E ecco qui, questo è il catalogo e quindi facciamo... Sono contento a parte di essere qui col sindaco, con Michele da Parra. Borges, che fu un grande scrittore, disse: amo le minute sapienze manuali che in ogni morte scompaiono. Cioè la manualità, il fare con le mani è diventato ormai una rarità, perché ormai io ho visto in Val Gardena creano sculture, riproducono la Pietà di Michelangelo in pochi giorni col pantografo, con delle schede che le fanno girare, quindi descrivono tutto il percorso della Pietà di Michelangelo, poi mettono in un blocco di legno o anche di marmo e in pochi giorni fanno la Pietà. Cioè è diventato sterile avere un manufatto prodotto da macchinari, dove non c'è più la mano, il sudore, il DNA. Per esempio, io di Van Gogh non vorrei avere un quadro, ma il pennello di Van Gogh. Di Michelangelo non mi interessa, a meno che non lo voglia fare per scopi economici, non mi interessa avere di Michelangelo una scultura, ma il mazzuolo, perché è lì dentro che è incisa la sua arte, il suo DNA, la sua capacità di scolpire, è dentro nell'attrezzo. Ecco, quindi ancora trovare gente che lavora con le mani, sia pittori che scultori, che marmisti, che chiamateli come volete, è una rarità oggi. Io conosco un ragazzo che aveva studiato con mio figlio alla scuola d'arte, Barry Bona, l'avevate qui, è diventato come Adolfo Will, una cosa impressionante la capacità tecnica, e qui, ma anche nelle cose più umili, che non sono meno importanti. Cioè sarà meglio un portafrutta di un noce vecchio caduto fatto al tornio che una roba di plastica, ma ormai c'è la fretta, quindi ci serve una cosa, andiamo al supermercato e va bene di plastica. Quindi vorrei che le televisioni, dove io faccio il pagliaccio a volte, creassero un programmino di 5 minuti prima dei telegiornali, prima delle tragedie, prima le mani perdute, e girare l'Italia da Longarone alla Carmia, a Napoli, alla Sicilia, a cercare chi ancora fa qualcosa usando le mani. Ormai le mani non si usano più, tranne per arrampicare sulla roccia e per accarezzare le spalle di una donna. Quindi cerchiamo di insegnare anche ai bambini la manualità, perché si divertirebbero, prima con l'argilla, che non si fanno male, poi incollando dei pezzetti di legno, raccattati qua e là, che imparino questi bambini qui a comporre sculture non con una colla che potrebbe danneggiargli le dita, ma una colla che esistono, creami un cavallo, creami un presepe. Questo forse è un futuro più quieto in questo marasma di frenesia e di cose che non vanno più bene. Grazie. Parole sante. Posso rubare il titolo per una mostra? Certo. Le mani perdute veramente. Bene. Ma scusami, gliel'ho proposto la Bianchina, gli avevo proposto prima ancora quando viaggiavo in quelle TV, anche dappertutto, non gliene frega niente, bisogna fare il gossip, quella incinta con quell'altro. Ormai si vive di notizie da cortile, da massaie, con tutto rispetto alle massaie, quella incinta, quella sai che è andata con l'altro, quella è piena, quella è buona. E nessuno mi ha dato retta, ma non è detto, perché Pier Silvio Berlusconi ha preso in attenzione questa mia idea. Ricordati allora, le mani perdute, ti cedo il titolo. Grazie.
e ci sarà la mostra Le mani perdute alla 20ª edizione di Arte in Fiera Dolomiti, e quindi ci vediamo in quell'occasione. Lascio la parola adesso al presidente D'Alfarra e a Roberto Padrini, però volevo anche sottolineare, abbiamo a che fare anche con un bravissimo scultore, oltre che scrittore. Io ho visto delle opere anni fa, ci ho corso dietro per portarlo in fiera, ma non ci sono riuscito, però veramente bravo. Vabbè, io non aggiungo, io ringrazio Mauro perché la sua presenza qui ovviamente per noi è sempre un grande onore, perché è un personaggio di straordinario spessore, perché spesso e volentieri si vede forse quella parte un po' più goliardica, ironica, però è una persona molto profonda, soprattutto nei pensieri e nei valori che esprime. Secondo me questi valori li dobbiamo portare ai nostri ragazzi, che devono ascoltare le parole che ha detto prima qui a noi. Spero che qualcuno le abbia registrate, perché è uno dei grandi problemi che il futuro del nostro territorio anche ha. Si sta perdendo in maniera veramente enorme questa manualità, questo grande potere che noi abbiamo e che purtroppo non riusciamo più ad esprimere, presi forse da questa e anche qualcos'altro che purtroppo svia. Quindi grazie a Mauro, grazie a Poiana, perché abbiamo un altro ospite d'onore qua che gli facciamo un grande applauso, e grazie a tutti gli artisti che partecipano qui a Arte in Fiera, che anche quest'anno è stata super. Ho visto che c'è qui Ornella Murer, la figlia di Augusto Murer, il più grande, che il poeta Raffaele Alberti lo definì il legnaiuolo dei boschi, e io sono amico anche di Franco, il figlio di Murer. Vorrei ricordare questa figura immensa di scultore che sapeva fare con le mani. Io l'ho visto attaccare tronchi di 3 metri con la motosega, e una settimana dopo vedere questi volti di maternità. E visto che c'è qui Ornella, vorrei ricordare che ho visto fare il ritratto di Ornella da Augusto, era del 22, morì nell'85, molto giovane, e quindi sono contento di ricordare, e finché starò in TV ricorderò quest'uomo immenso che l'Italia tende sempre a dimenticare i migliori. Grazie Mauro, grazie di tutto. Ma che dire, avete detto già molto, ma proprio rispetto a questa cosa delle mani, quando Mauro ci ha fatto questo regalo di dirsi vengo giù a omaggiare alcuni degli espositori che qua con le mani lavorano, c'è un giovane ragazzo, giovane, che tu sai che il simbolo dell'arreda è un cuore, e lui praticamente fa questi cuoricini, alcuni in legno di cirmolo, e noi volevamo simbolicamente, ognuno fatto a mano ovviamente, simbolicamente regalartelo. Senti il profumo, ma è bellissimo. Anche perché, ripeto, è esattamente l'essenza della cosa che tu stavi dicendo. Un ragazzo che lo fa, gliene abbiamo chiesti fra l'altro... Andiamo a trovarlo adesso. Andiamo a trovarlo, gliene abbiamo chiesti un pochino, mi fa ora no, non ce la faccio perché sono mica da fargli stanotte. Dopodiché chi ci ha preceduto, fra l'altro, ha voluto rendere un omaggio alle persone che qui vengono ad esporre, ma poi questo è solo il momento, è la punta dell'iceberg, poi tornano nelle loro botteghe, e quindi qualche anno fa è stato fatto questo libro che riporta dentro un po' le cose che qui nel corso degli anni sono state esposte. Ci sono, a mio modo di vedere, dei capolavori, e quindi volevamo anche darti questo presente in modo tale che resti. Grazie. Grazie di nuovo, e buon proseguimento di mostra e di fiera. Ogni conferenza, anche mini conferenza, ha sempre bisogno di una bottiglia. Diceva Neruda: amo negli ambienti dove si conversa la luce di una bottiglia di intelligente vino.
lo diceva Neruda, allora andiamo a cercarla, ma qui non la vedo.